Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo insieme le notizie principali di questa edizione. Strage sul lavoro a Casteldaccia nel Palermitano, 5 operai morti, un sesto è grave. La terribile sciagura in un impianto di manutenzione delle acque fognarie. I lavoratori intossicati da esalazioni di idrogeno solforato lavoravano in appalto su un mandato dell'azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo, AMAP, che gestisce la rete fognaria. 5 famiglie distrutte, tra le vittime anche il socio della ditta che eseguiva i lavori e 3 suoi dipendenti. Avevano tra i 71 e i 50 anni, il quinto è un operaio interinale dell'AMAP. Il mondo del lavoro esprime grande allarme e sconcerto per la strage di Casteldaccia e considera inaccettabile che ci siano ancora morti sul lavoro. Andrea Bottaro, segretario regionale della Wiltec, non ha dubbi. Occorrono nuove leggi a tutela dei lavoratori. Domani sciopero di 8 ore degli edili a Palermo. E il magistrato Bruno Giordano, ex direttore dell'INAIL, commenta: quando si continua a scaricare sulla pelle degli operai il risparmio sui costi con i subappalti, il risultato è questo. E la Presidente Meloni: fare piena luce sulla strage di Casteldaccia. Il sottosegretario al lavoro Durigon: dobbiamo intervenire e farlo subito. Domani tavolo per la sicurezza sul lavoro. Mafia e politica, resta in carcere l'ex sindaco di Tremestieri accusato di corruzione e di voto di scambio politico-mafioso. Ancora in cella anche Piero Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola nei territori di Tremestieri e Tenneo. Inaugurata al San Marco di Catania la Smile House, centro di eccellenza unico in Sicilia per le malformazioni e i traumi al volto. E poi il calcio, delusione in casa Palermo dopo il pari al Barbera con l'Ascoli. Rosanero ai play-off ma a rischio il 6° posto. Intanto il Catania prende fiato e riparte da domani con gli allenamenti in vista dei play-off. La terribile notizia della strage sul lavoro a Casteldaccia nel Palermitano. 5 operai morti, un sesto è grave. È una terribile sciagura in un impianto di sollevamento di acque fognarie. I lavoratori intossicati da un'esalazione di idrogeno solforato. Lavoravano in appalto su un mandato dell'azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo, AMAP, che gestisce la rete idrica e fognaria. Sul posto Marco Gullà. Una tragedia immane, l'ennesima sul lavoro. Casteldaccia, provincia di Palermo. 5 operai sono morti, rimasti intrappolati nei cunicoli dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'azienda municipale Acquedotti AMAP mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. Sono morti uno dietro l'altro, calandosi in un tombino dell'impianto fognario che si trova sotto la cantina Duca di Sala Paruta a Casteldaccia. Dopo che il primo operaio è rimasto nel sottosuolo senza venire fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il 7° componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l'allarme. 4 vittime sono operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro anche il titolare della ditta. Il quinto è un lavoratore interinale dell'AMAP. Un 6° operaio, in condizioni disperate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Un altro, invece, è rimasto illeso. Vogliamo stare vicino a queste famiglie che improvvisamente hanno avuto questa tragedia. La comunità non può che unirsi al pianto che sempre più frequentemente coinvolge città e paesi di questa nostra nazione. La cosa che più deve farci riflettere è che noi siamo dentro un cliché che si è registrato nelle altre incidenti sul lavoro. Stiamo parlando di lavoratori in appalto, di lavoratori in somministrazione e questo sempre di più ci dice che noi abbiamo la necessità di cambiare innanzitutto da un punto di vista normativo la qualità del lavoro. Il comandante dei Vigili del Fuoco, Bentivoglio, dice c'era una saturazione di gas tossico 10 volte superiore al consentito. Eccolo al microfono di Marco Gullà. C'è stato un crollo? Diciamo che no, assolutamente non c'è stato nessun crollo, è soltanto naturalmente un ambiente confinato saturo di gas tossico. Posso dirvi che il gas che abbiamo rilevato con le nostre strumentazioni è l'idrogeno solforato, che è un gas tipico che si produce dalla fermentazione di questo materiale organico. La concentrazione era
a fondo scala, quindi superava i 100 ppm. Considerate che il limite consentito è 10 ppm, quindi parliamo di una concentrazione ben 10 volte superiore al limite consentito, quindi diciamo che non hanno avuto scampo. In qualche modo velocemente siamo riusciti a rintracciare e recuperare persone dalla vasca, invece le altre erano adagiate sulla soletta di cemento prospiciente alla vasca. Ci possono dire se sono state prese tutte le misure di precauzione che potevano essere prese? Non glielo posso dire, ma se fossero state prese non avremmo avuto 5 morti. 5 le vittime, sono 5 le famiglie distrutte dal dolore. Fra gli operai che hanno perso la vita c'era anche il contitolare della Quadrifoglio, la ditta che aveva avuto l'appalto per la manutenzione delle fognature. Lorena Dolci. Sono accorsi alle prime notizie, ancora con la speranza di trovarli vivi. Sono mogli, fratelli, sorelle, figli e figlie. Il boccone ancora in bocca per un pranzo lasciato a metà. Si affollano attorno ai colleghi che conoscono da anni. Poi la devastante certezza che non rivedranno più i propri cari. All'interno del mezzo utilizzato per il trasporto è rimasta la lista degli appuntamenti previsti per oggi, il contenitore per il pranzo, qualche bottiglia d'acqua, reliquie di una tragedia che non servono più a nessuno. 5 famiglie straziate, accomunate dalla disperazione, che si stringono in un abbraccio. Non torneranno a casa Epifanio Alsazzi, a 71 anni, contitolare della Quadrifoglio, la ditta di Partinico che aveva ottenuto dall'AMAP il mandato per svolgere i lavori di manutenzione della rete fognaria, e i suoi 3 dipendenti: Giuseppe Miraglia, 47 anni, originario di San Cipirello, Roberto Raneri, di 51, di Alcamo, Ignazio Giordano, 59 anni, di Partinico. La quinta vittima è Giuseppe La Barbera, lavoratore interinale dell'AMAP. Per loro dolore e rabbia. La Quadrifoglio è una ditta specializzata nella manutenzione di acquedotti, gasdotti e oleodotti. 21 dipendenti, un fatturato di circa 1 milione di euro. Il titolare, Antonino Di Salvo, che si trovava negli Stati Uniti per un matrimonio, doveva rientrare in Italia proprio in queste ore. Fino a stamattina aveva dato indicazioni per telefono su come procedere. Sul posto con gli operai aveva lasciato il socio Epifanio, uomo di esperienza come lui, esperienza che però non è bastata. E sono 4 gli operai sopravvissuti nell'incidente sul lavoro a Casteldaccia. Un operaio della società Quadrifoglio Group è ricoverato in ospedale in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. Domenico Viola, di 62 anni, di Partinico. Le sue condizioni, lo abbiamo già detto, sono purtroppo gravi. È turbato tutto il mondo del lavoro, esprime grande allarme e sconcerto per la strage di Casteldaccia e considera inaccettabile che ci siano stati ancora morti. Meno di un mese fa la sciagura di Bargi con 7 operai morti. L'USB dei Vigili del Fuoco intervenuti per recuperare i corpi delle vittime rilancia la necessità di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Andrea Bottaro, segretario regionale della Wiltec, sottolinea: occorrono nuove leggi a tutela dei lavoratori. Adelaide Barbagallo. Noi diciamo basta a questa guerra civile che sta portando via troppi lavoratori. Sono più di 1000 morti sul lavoro l'anno in questo paese. Questi sono numeri da guerra civile e non sono numeri per un paese civile. Noi diciamo basta, non possiamo sempre affidare al caso o al destino queste maledette morti. Il magistrato di Cassazione Bruno Giordano, ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, commenta con amarezza questa nuova strage sul lavoro, quando si continua a scaricare sulla pelle degli operai il risparmio sui costi con i subappalti. Il risultato è questo. Eccolo al microfono di Lorena Dolci. Tutte queste stragi hanno in comune la presenza di ditte appaltatrici o subappaltatrici. Di certo quando autorizziamo i subappalti a cascata e quando il subappalto significa scaricare sulla pelle degli operai il risparmio dei costi, il risultato è questo, purtroppo. Mi chiedo se questo paese, in particolare se la nostra Sicilia, ha uno scatto di coscienza, ha un momento etico per dire basta a tutta la logica che vuole anteporre il profitto, la fretta, l'utilità al diritto alla vita, al diritto a tornare a casa.
Vorrei anche aggiungere che oggi a Casteldaccia non ci sono state soltanto 5 vittime, ma ce ne sono molte di più, perché le vittime sono anche i familiari, i figli, i coniugi, i parenti, i genitori di questi operai. Ed è vittima la stessa Sicilia, che vede morire dei propri figli che stamattina sono andati a lavorare per il proprio pane e non torneranno più a casa. Anche le reazioni delle istituzioni e della politica dopo l'ennesima tragedia sul lavoro. Il presidente Meloni chiede che sui fatti di Casteldaccia sia fatta piena luce. Il sottosegretario al lavoro Durigon ai nostri microfoni annuncia un tavolo per la sicurezza. Luca Ciliberti. Sia fatta piena luce su questa tragedia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social per esprimere cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime e per tenere alta l'attenzione sul tema dei morti sul lavoro. Numerose le reazioni della politica nazionale siciliana, cordoglio espresso dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulesi dice sconvolto e aggiunge che non si può più parlare di incidenti sul lavoro, ma di una inaccettabile strage che impone un impegno per maggiore sicurezza. Oggettivamente è sempre più drammatica le pagine nere di questa nostra Italia. Dobbiamo intervenire, farlo subito. Abbiamo già messo in campo alcune azioni. Domani sul tavolo della sicurezza del sul lavoro continueremo questo nostro percorso. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice che come governo si farà tutto il possibile nella direzione della sicurezza. Parole di solidarietà alle famiglie delle vittime condivise anche dalla ministra del lavoro Calderone. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin chiede chiarezza sulla dinamica di questa tragedia. Esprime la più sincera solidarietà alle famiglie delle vittime il presidente della regione Renato Schifani. Mafia e politica, resta in carcere l'ex sindaco di Tremestieri accusato di corruzione e di voto di scambio politico mafioso. Resta in carcere anche Piero Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola in territorio di Tremestieri Etneo. Adelaide Barbagallo. Resta in carcere Santi Rando, l'ex sindaco di Tremestieri Etneo arrestato nell'operazione Pandora. Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta del suo legale. Rando, nell'inchiesta coordinata alla DDH Tanese, è accusato di corruzione e di voto di scambio politico-mafioso. Resta in carcere anche Piero Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola nel territorio di Tremestieri Etneo. Quest'ultimo è accusato di essere l'uomo che si è attivato per garantire e far rispettare gli accordi elettorali presi da Rando. Dalle indagini è emersa anche l'ipotesi che lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronzisvalle, titolare di una farmacia a Tremestieri, sarebbe stato favorito, non facendo aprire altre farmacie sul luogo, per neutralizzare ogni forma di opposizione al comune. Per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari e la misura sarebbe stata confermata. Nell'inchiesta Pandora è indagato per 2 presunti casi di corruzione anche Luca Sammartino, uomo forte della Lega nell'isola, eletto con circa 21.000 preferenze alle regionali del 2022, risultando il secondo più votato in Sicilia. Quest'ultimo, all'epoca deputato regionale, sarebbe stato il principale referente politico di Rando. Il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura, dopo che è stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal GIP perché indagato. Il suo legale ha presentato appello contro il provvedimento. In piazza Teatro Massimo alcol e duelli rusticani nei weekend caratterizzati dalla movida violenta. Esasperati i residenti che denunciano i mancati controlli nella somministrazione delle bevande alcoliche. Tonino De Mana. Risse, schiamazzi notturni, musica ad alto volume, alcol a fiumi e vetri, che restano come ricordo di serate non certo tranquille. Succede in piazza Teatro Massimo a Catania, dove nonostante i presidi interforze ogni fine settimana si registrano episodi di criminalità che agitano il sonno dei residenti sempre più esasperati. E al sorgere del sole sono ben visibili segni con bottiglie di vetro per terra e cocci ovunque, come mostrano le immagini. Non le manda a dire Daniela Catalano, presidente dell'Associazione del Centro Storico. È stato un fine settimana che ha confermato quello che abbiamo vissuto nelle settimane precedenti, di risse, fiumi di alcol e
mancato controllo dell'area, perché pur essendoci le forze dell'ordine con postazioni fisse, proprio nelle strade accanto avviene di tutto. Evidentemente questo piano non è sufficiente, l'alcol scatena tutta una serie di disinibizioni che favoriscono lo scontro tra bande, tra l'altro sono minorenni molto spesso, l'alcol ai minorenni è vietato ma viene tuttavia somministrato. Servono più controlli, specie sulla somministrazione delle bevande alcoliche ai minori, che poi sono quelli che maggiormente la sera o la notte danno vita ad autentici duelli rusticani. È il caso della scazzottata avvenuta in via del Mutilato, finita per fortuna senza gravi conseguenze grazie all'intervento della polizia che stava presidiando uno dei tanti varchi d'accesso a piazza Teatro Massimo. Movida violenta anche in piazza Federico II di Svevia, dove i carabinieri hanno sequestrato marijuana, hashish e persino una mazza da baseball. Inaugurata al San Marco di Catania la Smile House, centro di eccellenza unico in Sicilia per le malformazioni e i traumi del volto. Adelaide Barbagallo. Il taglio del nastro alla presenza dei pazienti con malformazioni o traumi al volto, dal più piccolo in braccio al professore Bianchi alla più grande in sedia a rotelle che arriva da Bologna per seguire il medico che ora dirige a Catania la Smile House, il centro di eccellenza inaugurato al San Marco. Questo signore aveva deciso appena nato di non respirare e quindi gli anestesisti, i pediatri gli hanno tenuto il tubo finché abbiamo deciso a 35 giorni, tu non ti ricordi ma questi si ricordano, di allungare la mandibola. Ad occuparsi dei piccoli pazienti fino all'età adulta un team multidisciplinare. Che sono presenti tutte le specialità, per cui proprio in questa stecca ambulatoriale noi abbiamo dall'oculista pediatrico all'otorino che fa tutta la valutazione delle vie respiratorie, abbiamo i nostri ambulatori di chirurgia maxillofacciale dove il bambino viene visitato. Il centro nasce da un accordo con il Ministero della Salute, il Policlinico e la Fondazione Smile House. È stato immaginato e creato anche per contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria che tutti quanti sappiamo avere un costo sia sociale per le famiglie che oggettivamente per il sistema sanitario nazionale. Il centro costituisce anche laboratorio di formazione per medici e specialisti in questa delicata e complessa branca della medicina. 5 giorni compie 30 anni e Michele Zarrillo torna in tour stasera al Metropolitan di Catania dopo il tutto esaurito ieri al Massimo di Palermo. Il cantautore festeggia le 3 decadi musicali continuando a conquistare platee e generazioni. Eva Spampinato. Un sold out apprezzatissimo al Teatro Massimo di Palermo e un quasi tutto esaurito per il concerto di stasera al Metropolitan di Catania. Michele Zarrillo festeggia i 30 anni di 5 giorni, la canzone simbolo di una carriera che attraversa le generazioni e viene rivalutata anche dai giovanissimi che lo hanno recentemente scoperto insieme a Will proprio sulle note del classico brano durante l'ultimo festival di Sanremo, come racconta lo stesso Zarrillo durante un approfondimento sul Focus di Telecolor. È una di quelle canzoni che dura tanto e, come dicevi tu, non si smette di ascoltarla. Non a caso l'anno scorso sono riuscito ad ottenere un ennesimo disco d'oro. 5 giorni uscì nel febbraio del 1994. Il brano è uno dei più rappresentativi dell'intera carriera dell'artista. Un successo che non solo tocca il cuore del pubblico, ma anche quello dei più grandi artisti italiani che nel corso degli anni lo hanno interpretato e fatto loro. Se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi? 5 giorni da 30 anni sarà l'occasione per riascoltare anche tutti i suoi più grandi successi. Una pausa, torniamo tra poco.
bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, amarezza e delusione in casa Palermo dopo il pari di ieri al Barbera con l'Ascoli. Rosanero sicuri dei play-off ma a rischio il sesto posto. Marco Gullà. Il Palermo è matematicamente nei play-off, ma c'è poco da festeggiare dopo il 2-2 al Barbera con l'Ascoli. I fischi del pubblico a fine gara sono eloquenti, ci si aspettava sicuramente di più. Anche perché il Palermo ancora una volta era in vantaggio ed è stato raggiunto per 2 volte da un Ascoli Maidomo. Il gol nel finale dei marchigiani complica la strada del Palermo verso il sesto posto. Rosanero che dovranno vincere venerdì a Bolzano contro il Sud Tirol nell'ultima giornata per evitare che Sampdoria e Brescia possano superarli proprio al photo finish. Stiamo raccogliendo, io credo, meno di quello che avremmo meritato, quindi prendere gol così alla fine dopo una partita di sofferenza e sacrificio da parte di tutti, i ragazzi sono stati bravi e dispiace a morire, dispiace per tutti. C'è rammarico, il Palermo continua a non vincere. Venivamo dal ritiro e avevamo tutta la mente per portare a casa i 3 punti, poi alla fine è stata una doccia ghiacciata perché il gol di Caligara ci ha tagliato veramente le gambe, però penso che sono convinto che tutti i miei compagni oggi hanno messo il cuore per cercare di vincere la partita. E adesso 90 minuti di fuoco per il Palermo che qualora non vincesse contro il Sud Tirol rischierebbe addirittura di chiudere la regular season all'8° posto. Giorno libero per i calciatori del Catania che ieri hanno disputato un amichevole con l'ACI Sant'Antonio. L'obiettivo è arrivare al meglio all'esordio dei play-off. Francesco Triolo. Un giorno di riposo oggi per ripartire da domani. Il Catania prende fiato nella corsa di avvicinamento ai play-off. L'esordio dei rossazzurri è noto avverrà il 14 maggio, anche se ancora non si conosce l'avversario. L'unica certezza è che la gara d'andata si giocherà in trasferta. Ieri Michele Zeoli e lo staff tecnico hanno provato ad avere indicazioni sullo stato di forma di alcuni dei rossazzurri nell'allenamento congiunto con l'ACI Sant'Antonio, neopromosso in eccellenza. Una sgambata da 70 minuti per chiudere la scorsa settimana di lavoro, conclusasi con il risultato di 4-1 per i rossazzurri. Zeoli ha utilizzato solo 11 elementi della prima squadra, integrati da 4 giovani della formazione Under 19 di Marco Biaggianti, attesa a sua volta a fine mese dagli spareggi per la promozione in Primavera 3. In gol Chiricò su punizione e Marsura nel primo tempo con un'autorete di Moschella e il giovane Corallo nella ripresa, aperta dal rigore trasformato da Gallo per gli ospiti. Si è rivisto Teio a centrocampo che ha giocato il primo tempo ed in mediano è stato provato anche Conte che in passato ha già giocato in quel ruolo, mentre non ha disputato l'amichevole Sturaro, mentre Peralta ha svolto terapie e riabilitazione, allenamento differenziato per Beters e Silvestri, mentre gli altri giocatori indisponibili per l'amichevole hanno effettuato delle sessioni differenziate. La preparazione adesso riprenderà domani pomeriggio. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.